Siamo con Valentina Montesarchio di Camere Veneto, benvenuta. Buonasera. Dottoressa Montesarchio, ci racconta qual è il valore dell'innovazione all'interno delle imprese e delle istituzioni? Sì, ma in Veneto il valore dell'innovazione è dato proprio dalla rete che riusciamo a fare tra imprese e istituzioni e tra tutti gli attori non solo economici ma anche sociali del territorio, che è poi la forza e la natura stessa del sistema delle camere di commercio a livello nazionale, che hanno nel loro consiglio tutte le rappresentanze appunto non solo imprenditoriali ma anche dei consumatori, dei sindacati e dei professionisti. Quindi intanto il valore dell'innovazione è dato proprio dal fatto di avere questo forte legame con la base territoriale che ci permette di intercettare, di ascoltare i bisogni delle imprese e di armonizzarli rispetto poi alle esigenze di uno sviluppo appunto sostenibile dei territori, e insieme a questi attori andiamo a progettare e realizzare delle azioni di accompagnamento all'innovazione, di alfabetizzazione all'innovazione o anche di accompagnamento più avanzato per le imprese che si trovino in appunto una situazione già buona, diciamo, di innovazione. Lo facciamo molto con l'università, le università del Veneto, e quindi andiamo dall'accompagnamento alla digitalizzazione, all'utilizzo del digitale come accompagnamento poi alla transizione ecologica, diciamo ambientale, o alla alfabetizzazione ai concetti della sostenibilità, dicevo, con l'accompagnamento alla autovalutazione, preparazione dei bilanci di sostenibilità o il supporto al dialogo tra scuola, impresa e attori sociali, o all'incrocio tra lavoro del mondo accademico di ricerca, quindi con database di brevetti a livello italiano e la possibilità di utilizzare questo database e questi brevetti da parte delle piccole e medie imprese del nostro territorio. Quindi direi che il valore dell'innovazione innanzitutto viene proprio dalla forza che ci dà il saper lavorare insieme. Il vostro approccio è sul Triveneto, però in realtà la vostra rete si estende anche in Europa. Sì, allora noi abbiamo, Union Camere del Veneto è la struttura regionale delle 5 Camere di Commercio del Veneto. Poi noi coordiniamo una rete che è di livello Triveneto, che è una rete finanziata dalla Commissione europea, si chiama Enterprise Europe Network, che esiste da oltre 10 anni, 12 per la precisione, che ha appunto a livello europeo la funzione di accompagnare le imprese nell'innovazione, nell'internazionalizzazione e adesso anche nella sostenibilità. Noi siamo coordinatori di questa rete del Triveneto, appunto lavoriamo con Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Come noi ci sono altri 5 consorzi in Italia e poi ci sono i consorzi a livello europeo. Poi noi insieme alla Regione Veneto siamo poi a Bruxelles per rappresentare tutte le istanze del nostro territorio e diciamo dialogare più facilmente con le istituzioni europee. Ma se dovesse dare una definizione di innovazione? Una definizione di innovazione? Io credo che la definizione di innovazione così che le potrei dare su 2 piedi è la capacità e la curiosità di leggere il presente e guardare al futuro con fiducia. Quindi qual è la sfida di domani? La sfida di domani è saper navigare nei momenti di incertezza che ci si presentano in continuazione, quindi saper continuamente ridisegnare la rotta, quindi essere pronti, saper creare le alleanze, io direi mantenere, perché le alleanze vanno costruite nel tempo, non possono essere una improvvisazione, quindi saper costruire delle relazioni, alimentarle, nutrirle e grazie a queste navigare nei momenti, nei contesti di incertezza che, insomma, è inutile che dica, continuano ad accompagnarci. Certo, io la ringrazio e le auguro un buon pomeriggio. Grazie a lei. Arrivederci.